E non siamo quella coalizione artefatta di cui siamo stati accusati dai 5 Stelle. Noi siamo insieme da molti anni, dal 94 con un'interruzione che andò dal 94 al 2000, dal 2000 siamo sempre stati insieme. Abbiamo governato insieme per 9 anni il Paese, io sono l'italiano che ha governato più a lungo nella storia della nostra Repubblica e l'ho fatto sempre con la Lega. Governiamo anche importanti regioni italiane e le governiamo bene e ultimamente per presentarci alle ultime elezioni abbiamo firmato un contratto in 10 punti che avevo preparato io un anno prima, che poi è stato sottoposto all'esame degli esperti di ogni singola forza e i leader hanno firmato ciascuno di questi 10 punti. E poi ci siamo presentati insieme come coalizione alle elezioni, che aveva un sistema di voti uninominali e 174 parlamentari sono parlamentari del centrodestra eletti dai voti di tutti e 3 i partiti. Io sono stato molto deluso dal risultato del voto del 4 di marzo. Pensavo veramente a qualcosa di molto più sostenuto, addirittura ben oltre il 20%. Poi successivamente abbiamo cercato con coloro che fanno le indagini demoscopiche di sapere come mai Forza Italia aveva solo avuto il 14,5% e ci hanno detto diverse motivazioni che probabilmente sono valide per capire quel risultato. La prima motivazione è certamente quella che io non ero candidato e quindi molti si sono domandati alla fine, soprattutto quando noi abbiamo chiarito questo fatto della mia non candidatura, presentando il pur prestigioso Presidente dell'Assemblea europea Antonio Tajani. La seconda cosa è il fatto che io avevo venduto il Milan e questo, soprattutto con la gestione successiva, ha portato molta delusione negli 8 milioni di tifosi rossoneri. E poi infine ci sono tutte le calunnie, le menzogne, le cattiverie che mi sono state buttate addosso in quest'anno. Io sono sicuro della lealtà di Matteo Salvini nei confronti dei nostri comuni elettori, ma sono anche convinto che a lui non converrebbe mai di diventare un partner minoritario di un'alleanza con i 5 Stelle. Ma dovesse mai accadere, mettiamola così, ci potrebbe essere una conseguenza appunto nelle regioni in cui governate insieme, secondo lei? O no? No, io non credo, non so andare a fare progetti su situazioni che penso siano non reali.